All'Italo Ferrando di Cornigliano parte il campionato di eccellenza di Genova Calcio e Ventimiglia. Con un mercato sontuoso, la dirigenza biancorossa ha messo a disposizione di mister Maisano una rosa di primissima fascia. Due nomi su tutti, Rosario Granvillano, oggi assente, e Vincenzo Ranieri, per tentare la scalata almeno a un posto playoff. Di fronte a un Ventimiglia che ha cambiato poco, ma lo ha fatto molto bene. Alessio Stamilla è infatti un giocatore che può spostare gli equilibri e aiutare la sua nuova squadra a confermarsi mina vagante del campionato. Avvio targato Genova Calcio, si parte con il preziosismo di Morando, il suo colpo di tacco è bello, ma troppo debole per ingannare Scognamiglio. Portiere ospite che al 13° si lascia sfuggire un traversone basso di Memoli, ma poi si riscatta con gli interessi, chiudendo lo specchio a Morando. Prende campo il Ventimiglia che costruisce la prima occasione dalla bandierina. La palla viene allontanata da Ranieri sul sinistro di Bosio, che risulta però piuttosto strozzato e facile preda di Grosso. Ci riprova poi col destro Bosio dai 25 metri, mandando la sfera di poco a lato. Era comunque in traiettoria. Grosso torna a pungere la Genova Calcio e lo fa da calcio d'angolo. 38°, Memoli chiede l'1-2 a raso e sul pallone di ritorno esplode il sinistro, ma la palla sorvola la traversa. Al 43° la squadra di Maisano passa. Azione al limite dell'area, Rossi tenta la conclusione ma viene murato, ma sbuca da dietro Morando che con un tiro chirurgico manda la palla all'angolino. 1-0 e primo gol in campionato per il centrocampista classe 96. Biancorossi in vantaggio all'intervallo? Un'ipotesi che non piace a Miceli, che 40 secondi più tardi viene servito sulla destra appena dentro l'area e si inventa una conclusione a giro beffarda che non lascia scampo a Grosso. 1-1 immediato del Ventimiglia e primo tempo che si chiude così, con due lampi improvvisi dopo 43 minuti non particolarmente entusiasmanti. La Genova Calcio cambia nell'intervallo, Rossi rimane negli spogliatoi, al suo posto il 18enne Massara proveniente dal Rapallo Bogliasco. Genovesi che rientrano senza mister Maisano, espulso dall'arbitro bello di La Spezia prima dell'ingresso in campo delle squadre. Dopo 10 minuti di stanca si rivedono entrambe le squadre. Prima la Genova Calcio con Morando che riceve un cross da sinistra, si coordina per la mezza rovesciata senza trovare l'impatto con la sfera. Al 66° bella azione del Ventimiglia che parte direttamente da Scognamiglio e prosegue con l'incursione di Cafurnel e il suo invito filtrante per Bosio che spreca malamente sull'esterno della rete. Al 72° brutta tegola per i padroni di casa. Donato già ammonito ferma un contropiede con un fallo a centrocampo. Per l'arbitro ci sono gli estremi per la seconda ammonizione e la Genova Calcio resta in 10 per gli ultimi 18 minuti. Per equilibrare la squadra viene sacrificato l'autore del gol Morando, al suo posto Sandulli. Doppio cambio nelle file del Ventimiglia, lasciano il campo Rea ed Eugeni. Entra Ferrero ma soprattutto Galliera che si dimostra subito un cambio azzeccatissimo perché all'81° fiuta il profumo del passaggio filtrante di Cafurnel, scatta sul filo dell'offside e fredda Grosso. Sorpasso completato, 2-1 Ventimiglia. Davvero bella l'imbucata arrivata dopo una serie di passaggi di prima, ma ottimo anche il senso del gol del nuovo entrato. I padroni di casa si lanciano in avanti alla ricerca del pari, ma lasciano la difesa scoperta e su una ripartenza Bosio serve ancora a Galliera in sospetto fuorigioco. L'attaccante salta secco Grosso e viene steso da Maisano. L'arbitro fischia a rigore ed espelle Maisano per chiara occasione da gol. Dal dischetto Bosio va centrale e spiazza Grosso. È il 3-1 che chiude i conti. Con una Genova Calcio ridotta in 9, il Ventimiglia nel recupero prova ad arricchire il bottino, ma la conclusione di Ala termina alta. Appena prima del triplice fischio Stamilla l'occasione di siglare il suo primo gol con la nuova maglia, ma Grosso gli chiude la strada. Termina così 3-1 questo match. Bravo il Ventimiglia ad approfittare di una Genova Calcio oggi un po' opaca, sicuramente ancora in rodaggio, dopo i tanti nuovi acquisti estivi. Prima sorpresa in questo nuovo campionato di eccellenza, il Ventimiglia espugna l'Italo Ferrando di Cornigliano contro una Genova Calcio in 9 e si conferma una delle formazioni più ostiche di questo campionato.